Raga, scusate, mi sono accorto che praticamente il microfono era spento, molto bene. Ci sono i sorteggi di Champions League e niente, guardiamoli insieme. Noi siamo subito in fascia 1, gruppo A, gruppo A per il Cuba, gruppo A per il piccolo veneziano. Non posso, siamo commentato bene anche gli altri gironi, però adesso purtroppo tramite questo programma che sto usando non vedo bene, quindi come si dice, non riesco a commentarvi bene. Adesso arriva lo Shakhtar, comunque la squadra più scarsa della fascia 2, questa è una bella botta di culo sinceramente, sono veramente i culi cumendiani. Ecco, diciamo che come terza squadra poteva andare meglio, invece il Valencia diciamo che sta delineando un girone equilibrato, se così si può dire. Ecco, questo è quanto. Come quarta squadra la stiamo aspettando. Ai ai ai. Aspetta che adesso neanche la vedo. Scusate un attimo. Eccoci qua, scusate, stiamo a Bucarest, eccolo qua. Comunque il girone più difficile è quello del Manchester United, con Real Madrid e Standard Liegi e Roma. Quello è sicuramente un girone molto molto difficile. Buon raga, ci ribecchiamo adesso per le prossime partite. Scusate questo piccolo inconveniente. Raga, mi sono accorto adesso che ho il microfono spento, quindi dopo dovrò fare un commento in differita sul sorteggio, porca troia. Vabbè, e niente, comunque senza microfono ho detto che il Bayern Monaco è crollato a Francoforte, Eintracht Francoforte 1, Bayern Monaco 0, quindi inizio negativo. Per noi è la solita squadra con Zelinski unico acquisto in campo. Vai raga. Vai ragazzi. Zelinski. Dai, cominciamo subito bene. Oberg. Brand. Ah, peccato. Real Madrid voleva offrirmi 86 milioni per Brand, ma ha capito che non c'è trippa per gatti. Brand è roba mia. Almeno per quest'anno. No, c'è bella Arabi, però c'è l'ex. Oddio. Madonna. Subito a pericolo. Vai Julian, Julian. Bello come il sole di notte, vai Julian. Casper. Bender. Zelinski. Dolberg. Bender. Dolberg, bravissimo. Belei. Leone sbaglia, peccato. Dai che siamo i campioni in Germania, primo titolo vinto, sono già una leggenda per questi ragazzi e per tutti i tifosi. Julian entra in mezzo bene e c'è l'autogol. No, gol di Bale, questo è un autogol sinceramente, bravo Zelinski, Bender, Dolberg, Julian ed è subito 2-0. Parte bene Leverkusen, parte bene. Scusate un attimo, ma ottimo inizio per gli uomini di Venezia. Posso? Grazie. Oddio no, dove non infortunati, Casper, te prego. Put. Con Oplianca. Ochababa, bravo. Dai, Dolberg devo togliere, no, cominciare così no però, Leone. Julian. Bender. Zielinski. Dolberg. Zielinski, vai, dai cazzo, Dolberghino, bravissimo Julian. Mamma mia, che jam session ragazzi, che jam session. Solo il Dortmund ha fatto meglio con un 4-0, ma ci siamo già vicini. Schalke annichilito per il momento,
purtroppo Dolberg non sta bene, adesso lo leviamo. Ok, mettiamo Albert Einstein, perfetto. E per il momento stiamo così. Qualcuno ha criticato l'acquisto di Forsberg troppo costoso, ma primo ho indebolito l'Ipsia, secondo purtroppo sul mercato non c'era nient'altro, quindi quando è così devi anche accontentarti. L'ho pagato forse un po' di più della sua cifra, ma farà bene in Bundes, sono sicuro, ha sempre fatto bene. Tanto partire con una vittoria così sarebbe importante. Con la Plianca. Meyer. Con la Plianca. Meyer. Bravissimo Wendel. No, che cagatissima. Brutto sto errore, molto brutto. Proprio disattenzione, molto diciamo Forsberg. Per Bailey. Oh, cioè, ci stiamo un po' rincoglionendo, no, incredibile. Meno ma fuori gioco, sì, ma ragazzi, ma sveglia, Mamma mia, ancora. Mettiamo Jedvar perché diamo una scossa alla difesa, cazzo, non svegliarsi. Julian, bravissimo Julian. Peccato, Cook, recupera Cook. Bravo Wendel. Occhio, Fioi, mamma mia. Che secondo tempo orribile, Fioi, mamma mia. Brutto secondo tempo. Dopo ci siamo seduti in maniera abbastanza fastidiosa, non mi vanno queste cose. Che se entrava il 3-2, se non era fuori gioco erano cazzi. Bravo Bender, vai Zelinski. Wendel, bravo Julian. Zelinski. Come è entrato bene Zelinski in sta squadra, che contento che sono. Wendel. Zelinski. Forsberg, bravissimo, assist, gol. Zelinski ancora. Bender, miracolo. Bender ancora, incredibile, siamo gli sfigati, però. Potevamo fare tranquillamente il 4-1. Andiamo a casa per piacere, grazie. Zelinski, Forsberg, Bender, Zelinski, Bender. Finisce qua, buon 3-1, mi sono fatto 20 minuti nella ripresa che proprio non mi sono piaciuti, sinceramente. Ben fatto, dai. Comunque buon inizio di campionato, dai, vittoria in Supercoppa, 3-1 con lo Schalke, dai. Non lamentiamoci. Raga, bisogna cominciare a dare un ritmo partita un po' a tutti perché la prossima è col Valencia e devo pensare anche alla Champions, quindi oggi gioca Arthur di Donker con Lars Bender, Kluivert al posto di Brand, Engstein per un Dolberg che l'ha ancora un po' provato dopo l'infortunio di 4 giorni e Jedval al posto di Ta. Vai. Ecco, la Champions sarà più dura quest'anno, è chiaro, però voglio fare una buona Champions, dignitosa, almeno arrivare agli... cioè, almeno il mio sogno sarebbe arrivare almeno ai quarti. Almeno il primo turno lo voglio superare, ecco, siamo all'anticipo di Bundes, vediamo cosa riusciamo a combinare contro il Bochum, squadra che insomma si può battere comunque.
Dai fiori, dai. Partita diciamo molto interessante fino a questo momento, eccitante oserei dire. Bailey ha commesso molti errori. Primo tempo non esaltante. Non sono felice no ragazzi, aveva una svegliata. Forsberg per un Bailey insomma che sta giocando abbastanza di merda. Ok, vai. Dai ragazzi, svegliamoci. Dai, fermatevi un po' di grinta, porca puttana, madonna, stiamo giocando malissimo. Prima azione anche loro, bene. Queste sono le cose che mi rasserenano. Aia, bravo Leno, mamma mia. No, e buttala su, porca miseria. Forsberg, Arthur. Wendel, Forsberg. Arthur, Kluivert, no, Kluivert, mamma mia che brutta giocata qua. Mamma mia il Bochum che squadraccia, non vincere con questi è un delitto. Bender, Arthur, Kluivert e boom, fuori di noi. Ok, tattiche ma non manca purtroppo tanto. Julian anche per un Kluivert che non mi ha convinto minimamente e proviamo Zelinski per Arthur. Purtroppo col fatto che devo fare il turnover e dare a tutti il ritmo a partita questo è il rischio di giocare la Champions con una rosa comunque non iper ampia, ecco. Non ho diciamo fenomeni in tutti i ruoli. Vai Einstein, dai alla fine, dai l'ultimo respiro, vai Albertone. Certo che l'attaccante di Einstein deve veramente migliorare, credo molto in quest'uomo, però deve migliorare. Alla fine un pareggio al 99%, va. Forsberg, Wendel. Proviamoci l'ultimo tiro, Wendel. Ma che cazzo di cross. Male. No, ho sbagliato, ma vaffanculo. Non una bella prestazione sinceramente. Raga, debutto in Champions per Veneziano. Ho messo Lukaku per Wendel che non mi sta piacendo perché il mio Antonio sicuramente mi sta allenando di merda. Centrocampo con i fratelli Bender e Zelinski, Bailey Brand, Ulber che torna, tutto il resto confermato e adesso bisogna dimostrare qui al Mestalla. Mi aspetto la vittoria, voglio caricarli così, speriamo. Vai! Siamo al Mestalla di Valencia, debutta per Veneziano in Europa. In un girone comunque equilibrato con Shakhtar e Steaua Bucarest che forse è la più scarsa delle quattro. Al Mestalla di Valencia. Valencia. Soler, Ezequiel Garay, Occhio Fiori, Occhio. Mamma mia, bravo Leno. Incoraggiamoli sti uomini. Primo tempo che sta volando via senza infamia e senza lode. Mamma mia. Vediamo se qualcuno sta giocando veramente male, se è Dolberg non...
Dopo la grande Supercoppa non è una grande forma, però non possiamo toglierlo adesso. I giovani sono così, questo deve essere l'anno però della consacrazione, Zielinski, Julian, Bender, Zielinski. Dai ragazzi, vai Leon. Vai Leoncino, Bender, Lukaku, Zielinski, Bender, Julian, Dolberg, Bender, mamma che azione, peccato. ...18 gradi a Valencia, incredibile. Proviamo ad attaccarli. No, non è facile assolutamente. In Champions si vede che comunque il livello è alto e siamo comunque una squadra giovane. Zaza. Mamma mia, verrà voleno. Primo cambio, proviamo Forsberg al posto di Dolberg, penso possa giocare. No, proprio non lo può proprio minimamente fare, speravo di sì. Allora mettiamo Einstein e Forsberg per un Belay che non mi ha entusiasmato. Manca mister secondo tempo Koric, spero abbia fatto una brutta cosa a venderlo, cazzo, però mamma mia, oh. Zielinski è morto. Occio. No, scusate. Porca puttana, che miracolo sulla linea che mi hanno fatto. Se fosse un'azione per il Valencia, avendo la telecamera, Arthur. Forsberg traversa Oscena. Poteva essere il primo gol di Forsberg con la mano delle Leverkusen in un momento così importante. Adesso sembra che riprenda, non ci credo qualcosa. Bravo Leno. Che sfiga. Stanno pareggiando anche Valencia e Steaua. Cioè scusatemi, il Steaua e Shakhtar. Julian. Einstein proprio non c'è. Attenzione ai gol dello Shakhtar proprio adesso. Che sfiga. È stato meglio un pareggio. Gol di Alari dall'ultimo istante. Sconfitta dolorosissima così al Mestalla, inizio difficilissimo di UEFA Champions. Mamma mia, Arthur, solo per far cagate. Non meritavamo di perdere, ma fatto sta che abbiamo perso. Inizio non facile, mi aspettavo un Leverkusen schiacciasassi, non è per niente così. Guarda, abbandono, neanche non vi parlo. Dolberg fai bene a raccontare la mia furia. Raga, sotto il comodone veneziano, inizio difficile, soprattutto in Champions, che già, diciamo, non dico che siamo a un bivio, però non possiamo più sbagliare partite. Alla prossima, ciao!